cari amici di Archeo Sarrabus, adesso era da molto che non facevamo dei video, ci mancavano anche a noi. Oggi l'occasione, diciamo che è storica. No, sto scherzando. Tanto sono qui con Fabio. Ehi, ciao. Oggi abbiamo deciso di fare questo video perché probabilmente oggi rinascerà un nuraghe nel Sarrabus, o comunque una struttura nuragica. Siamo nella zona di Bacqua Rodas, un posto dove i locali dicono che non ci sono nuraghi. Io non ci credo, non ci ho mai creduto, e quindi l'insistenza di cercare di, può essere col drone è ancora più facile perché è la possibilità anche di controllare centimetro per centimetro tutta la montagna. Forse abbiamo trovato qualcosa di molto interessante che adesso stiamo andando a vedere. Seguiamo questo bel sentierino che un po' è stato distrutto adesso dalla furia dell'acqua, probabilmente in occasione dell'alluvione del 2018, però sembra anche abbastanza, cioè sembra, è agevole. Adesso vediamo fin dove arriva. L'ambiente circostante è bello, è paradisiaco, come tipico delle nostre zone. Abbiamo anche gli angeli qua. Ecco qua, guardate che bel panorama. Villa Puzzo, Muravera, il mare. San Vito non si vede perché è nascosto qua dietro San Rosadua e Sant'Antioco là dietro, là in fondo. Noi proseguiamo il nostro cammino. Allora, la nostra destinazione è là in Kusugukuru, anzi veramente a metà, perché praticamente tra Sugukuru e lì in mezzo è. Visto da qua non è che sia proprio carinissimo da raggiungere, però noi siamo dei temerari, quindi sono, diciamo, molto ottimista, ecco. Siamo dovuti infilare qua nel folto della foresta perché la strada è finita, ma come potete vedere qui davanti l'abbiamo ritrovata. Questa sicuramente era una vecchia carrareccia, ecco che fa questa curva. Proviamo a riprenderla, ci siamo quasi. Adesso non so se si vede dietro qua, no, c'è molta luce, aspetta, eccolo, lo vedete là. Intanto Fabio si sta cercando di districare da mezzo. Questa stradina un po' è abbandonata e trascurata. Proseguiamo. L'abbiamo quasi fatta, guardate, siamo qua, ormai siamo qua. Tra l'altro qua c'è questo bel muretto di recinzione qua che sale fino a su, fino alla cima della collina. Aspetto Fabio e poi avventuriamo, ma ci siamo. Praticamente la struttura è qua, forse 20 metri da noi. Vediamo se è quello che ci è sembrato. Facciamo così che ve lo faccio vedere proprio in diretta. Intanto qua, come vedete, questo muretto questo arriva fino a qua e si ferma qua. Qui. Guardate che bella questa roccia, che strana. Questa se la merita una bella fotografia. Ok, c'è il bagassadore qua. Eccola qua dietro. L'ho visto. Eccolo qua, cerchiamo di capire, eccolo,
Ragazzi, io qualche vago sospetto l'ho. Cioè, guardate che bello! Wow! Ma che cos'è questo, scusate? Ma adesso faccio vedere una cosa. Allora, scusatemi l'ombra, ma non ci posso fare niente perché i punti da cui poter riprendere sono veramente numerati. Allora, c'è questa struttura in pietra, vedete, c'è un fil di ferro perché sicuramente l'hanno utilizzato anche come coil. Però, allora, un muro qua, un muro che va dritto e a un certo punto si apre e praticamente, adesso non si vede magari da qua, e praticamente questo ambiente diventa circolare, questo muro diventa circolare con una caratteristica che al suo interno, adesso io salgo sopra, guardate i massi, comunque sono di grandi dimensioni, cioè sono misti, si sta cadendo la macchina. Voglio far vedere questo all'interno di questo muro, diciamo perimetro tondo, c'è questa che sembra una stanza, cioè quello che rimane almeno, però la forma sembra che non ci sia, non si vede bene perché c'è il riflesso del sole. Mi metto qua, vedete questa stanza qua, poi continuando qua da questo lato sempre una porzione di muro tonda, cioè di forma circolare, si vede, anche se diciamo non è intera ma ne avanza solo una parte. Io continuo a infilarmi e qua, ragazzi, ecco qua praticamente c'è, guardate, un ingresso, guardate qua. Aspetta che cerco di allontanarmi perché voglio cercare di fare una bella ripresa. Lo vedete? C'è un ingresso che porta a un corridoio che praticamente sta nella, diciamo, nella parte rettangolare, ecco, della struttura. Adesso con l'aiuto del drone faremo delle riprese dall'alto, così si potrà vedere meglio anche la forma della struttura. È stranissima perché dall'alto sembra quasi la forma di un pozzo sacro, no? Con questa, diciamo, con una parte con un corridoio lungo, cioè dritto, e poi questa, diciamo, una stanza rotonda con però vabbè, ovviamente non lo è perché c'è questo ingresso, ma poi non credo neanche che, non lo so, però vabbè, non esprimo giudizi, però è giusto farvi capire l'idea della forma. Questa è la visuale che si aveva da qua sopra, ragazzi, guardate, praticamente si vede fino all'Etruria, si vede Muravera, Villa Puzzu, diciamo, la foce del Flumendosa, e da questa parte San Vito. Questi sono i nuraghi, qua ci sono San Rosadua, Brunco San Rosadua, lì giù c'è invece la Sant'Antiogu e lì dietro, come vedete, San Vito. La visuale qua è a 360 gradi, no, 360 gradi perché dietro c'è la montagna, però diciamo 200 gradi buoni, sì. Bello. Adesso dobbiamo capire dove sono gli altri. Archio Sarrabus c'è. Siamo sempre al vostro servizio, ragazzi. Siamo contenti di aver, diciamo, riportato, come lo possiamo dire, spolverato questa struttura che era dimenticata. Io ho chiesto a cacciatori, pastori della zona se conoscevano, tutti mi hanno detto che nella zona di Baquarrodas non esistono nuraghi a parte Ponziano, Serre Ponziano, ok, però dall'altra parte, e da questo lato no, anche se io non sono mai stato convinto di questa affermazione, e quindi alla fine la perseveranza vince sempre. Grazie per seguirci, continuate a farlo, alla prossima.